Cari amiche e cari amici della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, siamo di nuovo qui con voi sul canale YouTube della Biblioteca per raccontarvi un altro libro, per invitarvi a leggerlo, ma soprattutto per rimanere in contatto con voi. Cosa c'entra la magia con le Alpi, con la montagna? L'abbiamo già visto che il legame è molto forte e ce l'ha raccontato e ce l'ha iniziato a narrare in una precedente conferenza, sempre sul canale YouTube della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, il dottor Scartozzi. L'esoterismo quindi impernia la storia dell'alpinismo, ma anche la letteratura. Oggi affronteremo di nuovo questo argomento con la presentazione del libro di Christian Köstler che si intitola Alpi Noir. Storia di demoni, e quindi entreremo di nuovo in questa indagine, un'indagine diciamo legata a quello che è il concetto di esoterismo, di occultismo, di magia, di ignoto, che le Alpi hanno ispirato l'uomo, quindi un'indagine anche, diciamo, possiamo dire anche antropologica. I segnali li troviamo anche nella letteratura, ma soprattutto li troviamo anche in molti reperti archeologici e in tante tradizioni che tutt'oggi sopravvivono non solo nel nostro territorio, ma in tutto l'arco alpino. A stare con noi, ad aiutarci insomma in questa presentazione, interverrà la dottoressa Carla Festi, che insegna appunto all'Università di Innsbruck e che ha fatto questo lavoro di traduzione, ha tradotto appunto il libro di Christian Köstler e insieme ad alcune sue allieve dell'Università di Innsbruck. Ho trovato molto interessante questa presentazione perché si muove su due livelli. Il primo livello descrive l'operazione effettuata dall'autore austriaco nello scrivere questi racconti, che sono prevalentemente ambientati nelle valli sudtirolesi, e lo stretto legame di questi testi con le antiche leggende da cui sono originati. Il secondo livello, invece, ci illustra le difficoltà riscontrate nella traduzione dei testi, dall'originale tedesco alla versione italiana, ma soprattutto le strategie trovate all'interno del team di traduzione, che è composto da 4 studentesse del Master in traduzione multimediale e letteraria dell'Università di Innsbruck, coordinate dalla loro docente Carla Festi. Sarà di nuovo un ritornare, ecco, nell'argomento della magia, dell'occultismo e dell'esoterismo, diciamo, di cui ci siamo anche occupati spesso attraverso lo studio delle stesse leggende altoatesine, delle stesse nostre leggende locali, e in questo voglio ricordare anche la nostra professoressa Bruna Maria del Lago Veneri, che le ha raccolte e spesso ce le ha riproposte in una chiave interpretativa molto delicata, ma con grande precisione nei suoi libri e in numerose conferenze. Non mi dilungo, vi lascio subito in compagnia della nostra ospite, appunto della dottoressa Carla Festi, e vi ricordo che la biblioteca ha attivo il prestito e la restituzione come servizio, quindi basta telefonare allo 0471 26 4444, inviare una mail a info@bpi.claudiaugusta.it oppure prenotare i libri direttamente dal catalogo online Explora. Un caro saluto e un arrivederci, a presto. Buongiorno a tutti, bentrovati in questo spazio virtuale messoci a disposizione dalla Biblioteca Claudia Augusta di Bolzano, che ringraziamo per l'opportunità che ci ha offerto di organizzare questa presentazione. In effetti, lo avete intuito, siamo ad Innsbruck, nella storica sala di lettura della Biblioteca Universitaria,
e ci troviamo qui per presentare un libro, Alpi Noir, racconti di demoni e spiriti nelle valli alpine, edito dalla casa editrice universitaria di Innsbruck, IUP, nel 2020 e scritto da Christian Kössler, un autore tirolese cui do il benvenuto. Salve Christian. Do il benvenuto anche alla dottoressa Alessandra Fischer, che ha curato insieme ad altre 3 studentesse dell'Università di Innsbruck la versione italiana del libro. Il libro è quindi il frutto di un progetto di traduzione da me coordinato, del quale parleremo in seguito. Il titolo originale di questo volumetto, uscito nel 2011 e poi nel 2018 per l'editore Bess, è, lo potete vedere, Unheimliches Tirol, Geister und Teufelssagen aus Nord, Ost und Südtirol. Nel titolo originale compare dunque un aggettivo importante per la cultura tedesca, sia in letteratura che in psicanalisi, l'aggettivo unheimlich, inquietante, il sinistro, il perturbante, fonte di spaesamento, ciò che non è familiare ma che vi è allo stesso tempo legato. Bene, questa è l'atmosfera di cui sono permeati questi racconti. L'altro protagonista è il paesaggio, o meglio la montagna, il territorio del Nord Tirolo e del Sud Tirolo, ma è una montagna inquietante in cui si aggirano spiriti, scheletri, il diavolo in persona o addirittura la morte con la falce. Il lettore si muove quindi su un territorio ben noto, quello delle valli del Tirolo e dell'Alto Adige, che in questi racconti tuttavia rivela dei tratti d'ombra, un lato sommerso, luciferino, assai diverso dalla superficie patinata dei prospetti turistici. Il genere della leggenda, in tedesco Sage, etimologicamente affine a cronaca, dichiarazione, e voi lo sapete, è caratterizzata dalla presenza di luoghi concreti e fatti reali che vengono rielaborati in senso fantastico, continuamente riproposti, ricreati, modificati dallo spirito popolare. E questo dà alla leggenda anche un carattere di presunta veridicità. Alcune leggende nascono dalle paure degli uomini, che attribuiscono dei caratteri spaventosi alle cose che non capiscono, o anche dai fenomeni atmosferici di cui un tempo non si sapeva dare una spiegazione. Ma tutto questo per dirvi che non si tratta di una raccolta di leggende alpine a nord e a sud dello spartiacque del Brennero. I racconti di Kössler sono usciti dall'immaginazione e dalla penna dell'autore e sono delle leggende riscritte in chiave moderna. I personaggi sono persone del nostro tempo che, ingenui o troppo sicuri di sé, nel momento in cui devono affrontare momenti cruciali del loro destino, affidandosi alla sola dimensione razionale, sono inevitabilmente destinati a fallire. Basta quindi un inciampo, una mossa falsa, un passo sbagliato per precipitarli in una realtà parallela che si richiude su di loro. Nella pubblicazione originale i racconti sono molto di più, un vero e proprio viaggio dell'orrore attraverso i territori tirolesi. Alpi Noir contiene una selezione di racconti ambientati nello specifico nelle vallate tirolesi. Ce n'è uno per ogni vallata, uno è ambientato a Bolzano, altri 3 sono ambientati nel Nord Tirolo, a Lienz, Kitzbühel, Inst. E alla fine di questo volume si trova anche un racconto che non ha nulla a che fare con la montagna, perché è ambientato nella pianura padana, o meglio a Milano. Si tratta della rielaborazione di una leggenda italiana, il fantasma del parco, una leggenda che chiude simbolicamente questo volume, perché il titolo che l'autore ha voluto dare è proprio il titolo leggenda. Ma ora voglio presentarvi l'autore. Grazie Christian di essere venuto, di aver accettato il nostro invito. Christian, tu scrivi libri, ma hai un lavoro, una professione che ha anche a che fare con i libri. Sì, è vero. Il mio lavoro è quello di bibliotecario e sono sempre circondato dai libri di tutti i tipi. Per me come autore è un aspetto importante, perché così se cerco dei motivi di ispirazione sono, per così dire, già sul posto. Quando è nato il tuo interesse per i libri dell'orrore? Fin da bambino
le storie dell'orrore mi sono sempre piaciute, le trovo emozionanti e una vera fonte di ispirazione. Suspense, spavento e umorismo nero sono dei tratti che si trovano in tutti i miei racconti. Ho iniziato a scrivere nel 2005 partecipando a un concorso letterario a Bolzano dove si chiedeva di inventare delle leggende. Sono riuscito a posizionarmi fra i migliori. Mio fratello aveva realizzato i disegni per le mie storie, esposti poi a Castelmareccio. Il mio primo progetto, Bestialisches Innsbruck, è composto da 12 racconti brevi, uno per ogni mese dell'anno, piccole storie di quotidiani orrori ambientate a Innsbruck, seguendo il corso delle stagioni. Nel 2011 poi l'idea di un nuovo progetto. Il filo rosso questa volta era quello topografico, scegliere una leggenda da ogni regione tirolese, in modo che il lettore potesse intraprendere un viaggio letterario leggendario attraverso il Tirolo e il Sud Tirolo. E il tuo ultimo libro? Il mio ultimo testo è un romanzo breve di Totensee Innsbruck. Si ispira a un fatto di cronaca nera avvenuto a Innsbruck nel dopoguerra e si intreccia a una leggenda ligure in cui le anime delle persone annegate in mare si riuniscono su una collina vicino ad Albisora, in Liguria, il Bricco Spaccato. Il mio ultimo volume di racconti esce fra poco, è di nuovo un libro ispirato alle leggende del Tirolo e si intitola Die Rote Teufelstanz, danza infernale. Grazie. Grazie. Cristian, perché le leggende ti ispirano in modo particolare? Come riesci a tradurre una leggenda originale scritta tanti anni fa in un racconto moderno? Mi baso soprattutto sul mio modo di sentire e sulla mia intuizione, un po' difficile da spiegare. Leggo una leggenda e capisco subito se è adatta a un rifacimento o meno. Le leggende tramandate fino a noi di solito sono molto brevi e questo è un vantaggio perché si possono sviluppare in modo creativo in ogni direzione e prospettività. Nei miei testi cerco di mescolare elementi del Gothic novel e umorismo nero. Alla fine c'è spesso una svolta improvvisa e i lettori possono sorridere compiaciuti, confrontati con cose che non possono essere spiegate in modo razionale, così il lettore ha spazio per la propria interpretazione e anche per far lavorare la sua immaginazione. Cristian, che cosa ti aspetti dalla traduzione italiana dei tuoi racconti? Sono molto felice che sia la traduzione italiana perché nel libro c'è un forte riferimento all'Alto Adige e anche perché lo stesso vorrei essere in grado di leggere i miei testi in italiano e organizzare di reading in Italia. Secondo me la questione su come funziona un testo in un'altra lingua è molto interessante. Nelle mie serate cerco di creare una certa tensione e coinvolgere il pubblico, che è soprattutto femminile. Questo è importante anche per la traduzione. Preferisco che la traduzione si allontani dal testo e che il testo mantenga un buon ritmo di lettura e che sia intrigante. E poi le leggende si muovono in ambiti che toccano ogni uomo, quello della vita quotidiana, della morte, della superstizione, ma danno anche delle informazioni sul territorio di provenienza. Questo può incuriosire i lettori anche per confrontare i temi e i personaggi delle leggende con quelli delle loro regioni. Un'operazione culturale, insomma, e non solo letteraria. Ti ringrazio moltissimo. Grazie a te. Grazie Cristian di queste informazioni che ci hai dato sulla tua attività di autore. E bene, credo che a questo punto potremo anche parlare del progetto di traduzione cui ho accennato prima. È un progetto di traduzione
che prende l'avvio all'interno di un corso di traduzione letteraria dal tedesco verso l'italiano e che ha coinvolto 4 studentesse del master in traduzione multimediale e letteraria presso l'Istituto di Traduzione e Interpretariato dell'Università di Innsbruck. Le studentesse non sono presenti, sono Caterina Weiss, Janina Kick, Lisa Landthaler, ma ne abbiamo una qui, è la dottoressa Alessandra Fischer, del team di traduzione, un team di traduzione che ha voluto prendere il nome di collettivo Transit, e passo adesso la parola ad Alessandra che ci parlerà del progetto. Grazie. Christian Köstler si è rivolto all'Istitut für Translationswissenschaft chiedendo una traduzione italiana dei suoi racconti che gli consentisse di fare delle letture pubbliche in Italia. Ci ha lasciato una certa libertà nel trovare soluzioni creative, anche se a volte lontane dal testo originale, privilegiando quindi l'effetto drammaturgico più che una pedissequa fedeltà al testo originale. In effetti però noi ci siamo dovute confrontare con 2 originali, perché da un lato abbiamo dovuto lavorare con la trasposizione della leggenda, quindi la traduzione intralinguistica dell'autore, e poi abbiamo dovuto lavorare anche con la leggenda vera e propria, quindi la saghe, alla quale abbiamo voluto risalire sia per interesse e curiosità, sia però anche per una doverosa contestualizzazione. Abbiamo scelto di presentare al lettore prima il racconto e poi la leggenda, ponendo così in primo piano l'opera di riscrittura dell'autore. Sì, come abbiamo già detto, Christian prende le mosse da una serie di leggende, direi demonologiche, quindi non sono leggende di carattere religioso o di carattere storico, nate sul territorio tirolese e tramandate poi in contesti di oralità, leggende che comunque vennero trascritte a partire dalla metà del XIX secolo da famosi germanisti che le raccolsero in modo sistematico, e parliamo ad esempio di Karl Paulin, di Hans Fink con le sue Isaac Thaler Sagen, di Ignaz Vincent Zingerle, di Ludwig von Hörmann e naturalmente anche Carl Felix Wolff con la sua trascrizione delle leggende dolomitiche. Io vorrei ricordare che anche senza consultare questa bibliografia specifica e quella indicata in calce ad ogni leggenda, presso l'Università di Innsbruck abbiamo una banca dati legata all'Istituto di Etnologia e curata da Wolfgang Moscher, che è uno dei registri più completi e attendibili per quanto riguarda questo genere letterario. Ripeto, le leggende di queste valli affondano le loro radici nel mondo rurale alpino, rispecchiano le tradizioni, le credenze, la religiosità, ma anche la superstizione delle genti di montagna. La natura è vista spesso come una natura ostile, un'entità ostile, e le figure sono più vicine a degli stereotipi che non a individui in carne ed ossa. I veri protagonisti di queste leggende sono appunto le figure del mondo di mezzo, spettri, scheletri, morti che non trovano pace, il diavolo in persona, quindi un caleidoscopio di figure noir che ha giustificato anche il titolo che abbiamo scelto per l'edizione italiana, appunto Alpinoir. Vorrei aggiungere che i testi delle leggende originali non offrono una struttura letteraria complessa o raffinata, ed è probabilmente proprio questo minimalismo narrativo che ha fatto scattare la molla creativa nell'autore. Ecco allora che da questi plot essenziali è nato qualcosa di nuovo. Infatti Köstler traduce, possiamo proprio usare questo termine, traduce i vecchi testi in un linguaggio contemporaneo, li cala nella realtà del nostro tempo, aggiunge nuovi personaggi, costruisce dei dialoghi che sono praticamente assenti nei testi fonte, inserisce particolari di ambiente, descrizioni, li trasforma in moderni racconti dell'orrore.
mantenendo il retrogusto macabro e l'irrompere dell'evento soprannaturale che sono tipici della leggenda. La traduzione in sé poneva alcuni problemi, in primis legati alle tipologie diverse dei testi, perché da un lato volevamo mantenere la Knappheit dei testi originali e anche il linguaggio di sapore popolare. Da un altro lato però era nostro compito rendere il linguaggio moderno di un autore contemporaneo e la sua messa in scena dell'orrore, usando un'ampia gamma di variazioni lessicali per esprimere questa sua Gruselsprache, questo linguaggio dell'orrore. Volevamo poi anche mantenere i tratti caratterizzanti della Unterhaltungsliteratur, quindi della letteratura narrativa, il genere nel quale rientrano i racconti di Christian Köstler. Poi ci siamo dovute confrontare con i realia culturali, quindi parole come la Stube, Rechbrett, Herbertswinkel o alcuni anche oronimi dai nomi parlanti, per esempio il Villa Kaiser, che conferiscono alla saga, alla leggenda, una base di veridicità, e questi hanno richiesto delle soluzioni traduttive con la presenza di note. Per questo noi, con queste note, volevamo fornire al lettore delle informazioni di contorno che lo aiutino a capire il contesto storico del territorio che ha prodotto questi testi. Quindi la nostra strategia di traduzione ha seguito due binari. Da un lato la traduzione commentata con brevi note e dall'altro lato una resa drammaturgica del testo. Ecco, come ho detto prima, un team di traduzione formato da 4 traduttrici, è stato quindi un lavoro a più mani. Si è cercato quindi poi alla fine di uniformare il testo, o meglio di dargli una voce, e tramite delle letture corali abbiamo cercato di ascoltare la voce del nuovo testo, proprio per vedere se conteneva quel ritmo che consenta poi anche di godere di questi racconti nel momento del reading. Vorrei ricordare, per quanto riguarda la lettura ad alta voce, una citazione di Tucholsky che, commentando una traduzione di Shakespeare, disse che una lingua spenta, senza musica, che non ha né tono né melodia, sono solo parole riprese dal vocabolario, dietro alle quali nulla vibra. Ed è proprio questo a cui noi ci siamo cercati di orientare, di far vibrare il testo per trasportare delle emozioni e delle sensazioni. Credo che a questo punto i nostri ascoltatori siano curiosi e credo che potremo iniziare anche con la nostra lettura. Christian Köstler leggerà alcuni passaggi in tedesco, leggeremo in italiano e leggeremo anche la leggenda originale alla quale si è ispirato. Cominciamo con una leggenda che proviene dalla zona di Kitzbühel nel Tirolo ed è intitolata Il ballerino infernale. C'era una volta una fanciulla, oltremodo triste, senza gioia e felicità. Il suo amato l'aveva tradita e abbandonata e così non poteva andare a ballare in occasione di uno sposalizio. Era già scesa la notte quando un bel giovine comparve nella Stube e le chiese se non volesse andare a ballare con lui. La fanciulla non chiedeva di meglio e corse subito ad agghindarsi col suo abito più bello. Sotto braccio se ne andarono alla locanda. Di tutti i ballerini, il giovine era il più lesto, sapeva cantare le canzoni più allegre, nei salti e nei balzi nessuno gli era pari. Un cacciatore sostenne più volte di non aver mai visto neppure uno stambecco fare dei salti tanto arditi. Ma chi lo guardava in faccia provava una sensazione di angoscia e distoglieva lo sguardo, senza sapere il perché. Sulla via del ritorno il giovane chiese alla fanciulla se quella notte potesse venire sotto le sue finestre e lei, tutta felice, rispose di sì. Il campanile aveva appena battuto la mezzanotte che qualcuno bussò alla finestrella. Quando la fanciulla aprì, il giovane la abbrancò tra le inferriate, tirandola a sé, e il sangue caldo di lei schizzò su tutto il muro e poi scomparve nel buio della notte con la creatura urlante appresso. Le macchie di sangue rimasero per sempre impresse sul muro.
Magdalena. Gli agenti di polizia furono subito sul posto. Nella notte, la luce blu lampeggiante aveva attirato l'attenzione di vicini e curiosi. Sulla strada una scia di distruzione, rami spezzati, sparsi ovunque a terra, vasi di fiori in cocci, vetri frantumati. Uno degli agenti cercava di calmare le 3 donne che erano appena uscite dall'abitazione, mentre i suoi colleghi perlustravano con la torcia le stanze all'interno. La porta del bagno era accostata, la finestrella di vetro opaco era spalancata, le inferriate, da cui la vernice bianca si era sfaldata in più punti, deformate, quasi divelte. Gocce di sangue rosso vivo colavano lungo il muro. Penso spesso a Lena. A distanza di tanti anni, da quella notte, continuo a farmi le stesse inutili domande. La risposta ogni volta è la stessa, perché da colui che se l'è portata via non c'è salvezza né scampo. Quel giorno Lisa, Isabel e io ci eravamo date appuntamento con Lena attorno alle 10 di sera in un locale di St. Johann. Era un'estate bella e calda. Ogni volta che ricordo quel giorno sento ancora il soffio lieve del vento, quando uscimmo di casa e salimmo in macchina. Ma non facemmo molta strada a causa di un guasto dopo appena poche centinaia di metri, ed erano quasi le 11 quando raggiungemmo finalmente il locale. L'avevamo avvisata per telefono, ma Maddalena nel frattempo non si era affatto annoiata. Era una persona minuta, con capelli biondi e lisci e un viso pallido. Non proprio una bellezza, ma a modo suo una che non si dimentica tanto facilmente. Avevamo già smesso di tenerci al corrente sul numero dei suoi uomini. Prima o poi giungeva il momento in cui lei e solo lei decideva di piantarli. La settimana prima, però, era avvenuto piuttosto il contrario. Era stata lei a essere mollata. Mi ha dato il ben servito, si era limitata a commentare con un sorrisetto laconico. Sapevamo che questa era una situazione nuova per lei e che l'indifferenza che ostentava era solo esteriore, un manto protettivo per una psiche che dietro le apparenze era assai vulnerabile. Perciò, ora, aveva bisogno di distrarsi e noi, le sue migliori amiche, dovevamo aiutarla. Aiuto che evidentemente non fu più necessario quando la rintracciammo a un tavolino in un angolino buio in fondo al locale. Ci sorrise, passandosi un po' imbarazzata le dita tra i capelli. Nei suoi occhi c'era una strana luce. Aveva conosciuto qualcuno, un imprenditore, proprietario di una catena di alberghi, buttò lì. Erano bastati pochi istanti per capire che fra loro due era scattato qualcosa di straordinario. Mark doveva fare un salto in albergo da certi ospiti e poi, a mezzanotte, sarebbe passato a casa a prendere la nostra amica. Ovviamente la cosa ci intrigava, così uscimmo subito dal locale e insieme a Maddalena partimmo alla volta di casa sua. Non volevamo lasciarci sfuggire a nessun costo quella scena. Dalla macchina scorgevo l'enorme cresta dentellata del Wilder Kaiser, che a settentrione sbarrava la valle. Un profilo di canaloni, crepe e crepacci. Non me lo seppi spiegare, ma la vista di quelle rocce impervie mi fece rabbrividire. Lisa, che era seduta al mio fianco, se ne accorse. «Ehi, che c'è? Hai paura?» Quando le svelai i miei pensieri, sorrise. Da bambina anche a me facevano paura le leggende che si raccontano da queste parti. Che nomi orribili! Pareti del macello, cappella dei morti, orto del demonio, dove dicono
che il maligno in persona coltivi le sue erbe magiche. Anche adesso, solo a pensarci, mi viene la pelle d'oca. Ich war die Erste, die dieses seltsame Rauschen bemerkte. Es schien von draußen zu kommen. Es klang wie ein aufkommender, heftiger Sturm, der durch Bäume und Büsche zu fegen schien. Ein Blick hinaus auf die Straße bestätigte dies. Und irgendwie, warum genau konnten wir nicht sagen, beschlich uns ein eigenartiges, ein unerklärliches Gefühl der Beklemmung. Die Äste bogen sich nun immer stärker und stärker, wurden wie wild durchgeschüttelt von kräftigen Böen und plötzlich schien es, als würde eine tiefe, bedrohliche Stimme aus dem Dunkel heraus zu rufen beginnen, langsam und anfangs noch unverständlich. Wir konnten uns das überhaupt nicht erklären, doch alle drei, die wir im Wohnzimmer saßen, hörten es ganz genau. Und dann schien uns das Blut in den Adern zu gefrieren, als wir die immer wiederkehrenden Worte deutlich verstanden. Magdalena, Magdalena. Mit einem Mal ahnte ich, dass etwas Furchtbares, etwas Entsetzliches geschehen würde. Ich lief zum Badezimmer, doch die Türe ließ sich nicht öffnen. Lena, Lena, mach auf, um Gottes Willen. Was ist denn? Es ist doch offen, ich habe doch gar nichts. Ich sah, wie die Klinke von innen heruntergedrückt wurde, doch die Tür ging nicht auf. Mit beiden Händen versuchte ich, sie zu öffnen, aber es gelang mir nicht. Kannst du mir erklären, was los ist? Wieso willst du denn gewaltsam in dieses Bad einbrechen? Hast du es jetzt auch eilig? Die Stimme Magdalenas klang dumpf und hörbar amüsiert an mein Ohr. In der Zwischenzeit waren mir Lisa und Isabel gefolgt. Angst stand in ihren Augen. Lena, du musst raus hier. Hörst du denn das nicht? Dieses Rauschen da draußen. Meine Güte, irgendwas stimmt hier nicht. Lena, Lena! Wir versuchten zu dritt die Tür aufzustoßen, doch es war aussichtslos. Sie musste sich völlig verklemmt haben. Der Sturm schien stärker zu werden und diese grauenhafte Stimme, sie kam ständig und auf bedrohliche Weise näher. Ich hole Hilfe, sagte Lisa und lief zur Haustüre. Doch entsetzt mussten wir feststellen, dass sich auch diese nicht öffnen ließ und ein plötzlicher Windstoß die Türe zum Wohnzimmer zustieß. Gefangen. Wir saßen in der Falle. Oder ging es doch nur um Magdalena? Wir versuchten den Notruf auf dem Handy, doch aus einem rhythmischen Knacken war nichts zu hören. Jetzt war auch Magdalena aufs Äußerste beunruhigt, doch ihr Bemühen, auf irgendeine Weise aus dem Bad zu uns zu gelangen, es scheiterte. Es war jetzt genau Mitternacht und es schien, als wäre die Stimme nun genau vor dem Haus angelangt. Magdalena, Magdalena. Passiamo ora ad una leggenda della zona di Vipiteno, intitolata in tedesco Die drei Verschwundenen, i tre scomparsi, e tratta dalla raccolta Eisacktaler Sagen, quindi leggende della Val di Sarco, dalla raccolta di Hans Fink. E di questo racconto è stata fatta anche una riduzione televisiva di Structure heute, che è stata trasmessa poi qualche anno fa. I tre scomparsi. In un maso dell'Alta Valle Isarco la salma di un contadino era stata esposta per l'ultimo saluto nelle Herrgottswinkel. Il servo del maso era un burlone e decise di fare un bel dispetto alla servetta, visto che costei doveva passare di lì col secchio del latte. Tirò giù il defunto dal Reichbett e si mise lui al posto del morto. Quando la servetta entrò nella stube, il falso defunto si sollevò lentamente, chiamandola per nome. La fanciulla terrorizzata lasciò cadere a terra il latte e si precipitò fuori nella notte buia. Il servo la rincorse per chiarire il malinteso. Allarmata dalle grida accorse la contadina e vide che erano spariti non solo il servo e la servetta, ma anche il corpo del defunto. Di loro non si trovò più traccia. Si racconta che nel villaggio, durante la messa della domenica, gli abitanti recitarono per anni e anni un Padre Nostro per quei tre. Spariti nel nulla. Era un sabato mattina di marzo, quando alle 11:50 il treno regionale diretto a Brennero lasciò la stazione centrale di Innsbruck. Guardavo distrattamente fuori dal finestrino. Un velo biancastro copriva i tetti
e nascondeva il trampolino olimpionico di salto con le sci sul Berghisel e i rilievi marcati della Nordkette. Il tracciato passava fra colli avvolti nella nebbia, lungo il corso del Sil, che seguiva per qualche tratto la linea ferroviaria prima sulla sinistra, poi sulla destra della valle. Il mio sguardo cadde su pendii scoscesi, massi, macchie di alberi, su case e masi e steccati. Una natura stanca e spossata, come se non fosse ancora pronta a svegliarsi dal suo letargo. Speravo che a sud del Brennero il tempo fosse migliore e non mi sbagliavo. Subito dopo Gries, quando già intravedevo il lago del Brennero, i primi raggi di sole spezzarono avidamente la coltre di nuvole che si era distesa come un sipario scuro sul paesaggio. Al confine cambiai treno e dopo un tragitto di soli 20 minuti raggiunsi Vipiteno, l'antica città dell'argento ai piedi del Monte Cavallo. Il treno non si era ancora fermato quando lo scorsi sul binario. Alla prima occhiata Joseph non sembrava essere cambiato molto. Tuttavia erano passati quasi 20 anni da quando avevamo studiato insieme e, senza contare 2 o 3 incontri casuali, ci eravamo praticamente persi di vista. Il fatto che fosse riuscito a trovare il mio numero di cellulare mi aveva quindi sorpreso non poco. Joseph mi aveva anticipato che si trattava di una cosa importante e che doveva parlarmi di persona. Ci salutammo calorosamente e quando per scherzo gli diedi una pacca amichevole sulla spalla, alcuni passeggeri che erano scesi con me dal treno e stavano per dirigersi verso il sottopassaggio mi guardarono perplessi. No, non era cambiato molto, solo alcune ciocche grigie rivelavano che nel frattempo gli anni erano passati, ma agli angoli della bocca aveva ancora quell'espressione leggermente beffarda che gli avevo sempre invidiato. Chissà perché. Scambiammo 2 parole sul tempo, mi chiese come stessi e poi, mentre ci stavamo avviando verso il centro, senza indugio venne al punto. È una storia inquietante, esordì con una nota di incertezza nella voce. Ai tempi dell'università ci eravamo occupati per qualche tempo di fenomeni paranormali. Eravamo addirittura andati di persona in alcuni luoghi infestati, senza però riuscire in alcun modo a trovare delle prove o a scoprire anche solo una minima traccia. A quanto pare, nelle ultime settimane, era successo qualcosa che aveva profondamente scosso Joseph. La sua espressione non mi piaceva affatto. Perché non mi hai chiamato subito? Bella domanda, me l'aspettavo, ma avevo bisogno di tempo per riflettere e poi, sai, poi è successo qualcosa che mi ha fatto capire che certe cose possono accadere veramente, che potrebbero essere reali. Mi segui? Non è superstizione, ma realtà, una realtà con la quale le nostre paure debbono confrontarsi. In un primo momento non capii granché, ma quelle parole mi avevano incuriosito. Ci recammo in un locale poco lontano dalla Torre delle 12, che divide il centro storico dalla parte nuova della città, e ci sedemmo a un tavolino vicino all'uscita. Fuori, i turisti e la gente del posto passeggiavano sotto i portici, carichi di pacchetti e di borse dello shopping. 2 succhi grandi di Ribes con dell'acqua minerale, come ai vecchi tempi, ti ricordi? Joseph annuì appena. Poco dopo, la cameriera tornò con 2 bicchieri e, non appena si fu allontanata, il mio vecchio compagno di studi cominciò a raccontare. Als ich wieder zurückkam, fand ich zu meinem Erstaunen Josefs Platz verlassen vor. Lediglich das unbenutzte Glas mit Johannisbeersaft stand noch auf dem Tisch. Ich irrte etwas verwirrt durchs Lokal, vorbei an Gästen, die mich mit fragenden und sonderbaren Blicken ansahen. »Suchen Sie etwas?« fragte mich die Kellnerin hinter der Bar.
Ja, es tut mir leid, aber mein Kollege, der mit mir am Tisch saß, er ist nicht mehr da. Haben Sie zufällig gesehen, wo er hingegangen ist? Hat er etwas zu Ihnen gesagt? Sie starrte mich fragend und irritiert zugleich an. Dann schüttelte sie seltsam lächelnd den Kopf. Mein Herr, da hat nie jemand gesessen. Niemand. Sie waren die ganze Zeit, seit Sie hier hereingekommen sind, alleine am Tisch. Also kann auch keiner irgendwo hingegangen sein. Es sei denn, und dabei setzte sie eine verschwörerische Miene auf, Sie haben sich die ganze Zeit mit einem Geist unterhalten. Quando ritornai, il posto di Joseph era vuoto. Sul tavolo c'era il bicchiere di succo di ribes, ancora pieno. Un po' confuso girai per il locale e alcuni clienti mi seguirono con sguardi interrogativi. «Sta cercando qualcosa?» mi chiese la cameriere dietro al banco. «Sì, mi scusi, ma il mio amico che era seduto al tavolo con me è sparito. Ha visto per caso dove è andato? Le ha detto qualcosa?» Mi fissò, sbalordita e irritata allo stesso tempo. Poi scosse la testa sorridendo. «Scusi, sa, ma lì non c'era seduto nessuno, proprio nessuno. Da quando è entrato lei è rimasto per tutto il tempo da solo. Non c'è nessuno che sia andato via. A meno che...» e assunse un'aria complice, «che lei non abbia parlato per tutto il tempo con un fantasma?» Passiamo adesso ad una leggenda dell'Oltre Adige e della Bassa Tesina, raccolta da Vinzenz von Zingerle nelle Sagen aus Tirol e intitolata Da Pestreiter von Oberplanitzing, il cavaliere appestato di Pianizza di Sopra. Tra Caldaro e Pianizza di Sopra c'era un tempo un capitello di legno. Chi nottetempo passava per di lì e attraversava il rio Garnellen sentiva lo scalpitio e gli sbuffi di un cavallo al galoppo selvaggio. Su un grande cavallo bianco sedeva un cavaliere tutto nero e senza testa. Né l'animale né il suo padrone gettavano al suolo un'ombra. Arrivati al capitello, dopo aver dato un profondo sospiro, scomparivano. Secoli fa a Caldaro divampò la peste, solo la frazione Pianizza di Sopra era stata risparmiata dal flagello. Uno di Caldaro, contagiato dal morbo, decise di recarsi a Pianizza per portarvi la peste. Sellò il cavallo e lo spronò verso il paesino. Giunto alle tombe, cadde da cavallo. L'animale continuò il suo galoppo fino al villaggio. Gli abitanti trovarono infine il cavaliere morente e lo vegliarono. Quel giorno stesso a Pianizza si sparse il morbo, decimando tutti gli abitanti, e i morti vennero seppelliti nel luogo che da allora fu chiamato Alle Tombe. Il cavaliere appestato è costretto per punizione a passare e ripassare di lì finché la sua anima non sarà redenta. Quando e come accadrà, a nessuno è dato saperlo. Galoppo maledetto. Quell'anno stavo tornando da un appuntamento d'affari in una piccola località sulla sponda occidentale del lago di Garda. Il rientro a Innsbruck si rivelò poco piacevole, visto che a causa di un incidente stradale si erano formate interminabili code in direzione nord. Era un tardo pomeriggio di settembre e il sole tramontava diffondendo un insolito barlume rosso, tenue e vellutato, come si vede a volte nel meridione. Non avevo impegni quel fine settimana e, non volendo passare ore e ore imbottigliato in chilometri di traffico, decisi di punto in bianco di cogliere l'invito di mia Rossella e di passare la notte in Oltre Adige. Presi l'uscita al casello di Egna e percorsi una strada leggermente in salita, oltrepassando vaste distese di meleti, mentre in sottofondo la voce di Antonello Venditti mi faceva compagnia. Si stava facendo buio, ma si intravedevano ancora le silhouette delle grandi antenne di trasmissione sulle cime del Passo Mendola, bizzarre sentinelle a guardia della Val d'Adige. Piccole nuvole si aggiravano pigre attorno alle alture. A destra si apriva lo scuro specchio d'acqua del lago di Caldaro, dalle cui sponde fitti pendii si arrampicavano fino ai ruderi di Castelchiaro.
Zia Rossella mi accolse con un caloroso benvenuto. Riposto il portatile e i documenti di lavoro nella stanza degli ospiti, diedi un'occhiata all'orologio. Dopo cena volevo prendere una boccata d'aria e fare 2 passi nei dintorni. Rossella mi aveva intanto preparato un bel tagliere di speck, accompagnato da un vigoroso pane di segale, formaggio e succo di mele fatto in casa. Dopo una lunga chiacchierata presi la giacca e mi avviai. Nei vicoli del paese tirava a tratti una brezza vivace. Di tanto in tanto alzavo gli occhi verso il cielo, dove nuvole frastagliate passavano inquiete, ora coprendo, ora svelando la luna piena. Ormai mi ero lasciato alle spalle anche le ultime case. Ero solo. A quell'ora nessuno girava più per le strade. Mi voltai a osservare le luci, i borghi e le case dall'altra parte della valle. Nell'oscurità i vitigni sembravano oscure legioni mute. Regnava un silenzio profondo, anche il vento all'improvviso si era calmato. A un certo punto avvertì che qualcosa dietro di me si stava avvicinando a grande velocità. Sulle prime non riuscii a individuare alcunché di preciso, poi però riconobbi quello che sembrava essere un cavaliere che con furia precipitosa galoppava lungo il sentiero. E in quel momento scorsi il magnifico cavallo bianco, una creatura enorme e imponente, a cui il cavaliere si stringeva forte, quasi a formare con l'animale un unico corpo. Proprio nel momento in cui i 2 mi stavano sorpassando, da dietro le nuvole spuntò una luna pallida e io mi ritrassi inorridito nel vedere che il cavaliere era senza testa. Ancora oggi ne ho un ricordo ben nitido e ho ancora nelle narici l'odore di morte e putredine che aveva all'improvviso appestato l'aria. Poi, ad amplificare quella scena, già di per sé al di là di ogni immaginazione, non appena cavallo e cavaliere mi ebbero superato, davanti ai miei occhi si dileguarono entrambi nel nulla. Da un istante all'altro il buio della notte li inghiottì. Rimasi immobile per qualche istante, paralizzato dal terrore per ciò che avevo visto, o almeno per quello che credevo di aver visto. Iniziai subito a chiedermi se tutto non fosse solo il frutto della mia immaginazione, un'illusione di cui ero rimasto vittima a causa della stanchezza, perché ogni spiegazione razionale era inevitabilmente destinata a fallire. Ma fin troppo chiara era stata quella mia visione, troppo lucida la mia mente, che su quel sentiero, in quel momento, di certo non mi aveva abbandonato. Feci alcuni passi, mi guardai attorno, cercando delle tracce. Non trovai nulla, proprio nulla. Così ritornai in paese. Alpinoir è un libro piccolo ma è accompagnato da alcune divertenti illustrazioni di Nadia Grof, una giovane disegnatrice trentina che si è lasciata liberamente ispirare dai racconti di Christian. Contiene anche degli apparati, contiene una biografia sull'autore, contiene un'intervista che gli abbiamo fatto e anche alcuni approfondimenti sui problemi di traduzione che ha presentato il testo. E inoltre il libro è corredato anche da una prefazione della studiosa bolzanina Bruna Maria Dal Lago Veneri. Siamo andata a trovarla a Bolzano e ci ha parlato di montagna e di Alpi Magia, una manifestazione che si svolge in questi mesi a Bolzano e nella quale io credo la presentazione di questo libro possa inserirsi perfettamente. Bene Bruna, grazie. E tu lo sai che adesso a Bolzano è stata inaugurata una mostra intitolata Alpi e Magia. Si tratta di una mostra fotografica che presenta tutta una serie di fotografie legate alle tradizioni, ai riti e ai misteri della gente di montagna.
Le Alpi sono quindi uno scenario straordinario, terrificante, magico, ricco di storie da raccontare e anche naturalmente di soggetti fotografici. Hai sentito parlare di questa mostra? Sì, certamente, io sono stata invitata dal CAI, appunto, più avanti, non so ancora quando mi hanno dato delle date, per fare una chiacchierata anche da parte mia su questo mio concetto dell'Alpe e magia. Naturalmente io parlo ancora di quando le Alpi erano terrificanti, quando si aveva paura della montagna, e poi pian piano questo approccio avvicinarsi alla montagna, che non entro nel discorso del turismo, che quello è anche una cosa molto importante, però è un'altra cosa, quanto proprio a questo contatto, questo vero, del quale ti ho parlato anche prima, questo sentire della gente di montagna, la montagna come qualcosa che fa parte del proprio vissuto, con le parti terrificanti e con le parti più morbide o più dolci, con le parti più fantastiche, diciamo, e questo è tutto in fondo lo spettro del discorso della montagna. E io voglio proprio fare questa parte almeno questa è stata la proposta che io ho fatto, poi vedremo se l'accetteranno, di raccontare come le pietre raccontano se stesse, come le montagne raccontano se stesse. Quindi le montagne, le rocce. Le rocce raccontano se stesse. Bene, quindi è veramente, allora l'arco alpino è veramente questo scenario straordinario che ci permette che permette anche, o che ha permesso alle persone prima della valorizzazione tecnologica e la scoperta turistica delle Alpi di entrare in contatto col soprannaturale, o comunque con l'ultramondano, o forse anche con la parte più vera del proprio essere. Ecco, perché l'Alpe è confine, ma è anche transito. E questi due concetti di confine e di transito sono proprio dentro il discorso della montagna, perché l'Alpe è stata sempre questo, cioè qualcosa difficile da superare naturalmente dal punto di vista spirituale, eccetera, non solo dal punto di vista fisico, ma è anche transito, cioè un passaggio da uno stato all'altro, da un concetto all'altro, da un popolo all'altro. Ecco, queste sono le Alpi. Bene, grazie Bruna, ti ringraziamo di queste tue osservazioni e grazie ancora di aver contribuito al nostro progetto. Grazie da parte mia, grazie. Vorrei concludere rifacendomi a quello che Bruna Maria Dalla Veneri scrive nella sua prefazione. Tradurre, transducere, quindi portare dall'altra parte, è legato in parte a tradere. In entrambi i casi si tratta di trasportare, di consegnare, di trasmettere da una generazione a quella successiva, da una lingua all'altra, trasmettere memorie, testimonianze, formule sacre, usi, costumi, nomi, paure e tant'altro. Questa trasmissione di sapere e credenze è tipica della leggenda. Un genere letterario che noi lettori smaliziati sentiamo come un po' datato, se non addirittura obsoleto. Il gusto di rileggere le leggende popolari può essere però recuperato tramite un'operazione letteraria come quella che ci ha proposto Christian Köstler, che grazie ad una scrittura veloce e coinvolgente racconta le antiche storie e le rende attuali con un pizzico di ironia e di umorismo, mettendoci sempre davanti però tutte le debolezze e le paure dell'uomo tecnologico. Al termine di questa conversazione io ringrazio Christian Köstler e la sua voce italiana Alessandra Fischer, ringrazio il CID, Zentrale Informatikdienst der Universität Innsbruck, che ha prodotto questo video, la biblioteca Claudia Augusta che ci ha ospitati. Vi ricordo che il libro lo potete acquistare in ogni libreria o lo potete ordinare direttamente presso l'editore IUP di Innsbruck o la libreria Studia. E io spero che molto presto sia possibile fare una serata di lettura in Alto Adige, magari una lettura bilingue con Christian Köstler. E ricordo che in ogni caso il libro è un libro che si può usare benissimo anche nelle scuole. Può essere usato per proporre delle riscritture di favole o di leggende anche ad un pubblico molto giovane. Non ci resta che augurarvi buona lettura
buone montagne tra diavoli, demoni e spiriti e altre presenze inquietanti nei racconti alpi magici di Christian Köstler. Arrivederci a tutti.